io francamente a questi signori non gli farei più domande, assolutamente. Però ora la faccio. Ci sono i presidenti delle circoscrizioni non la comuna. Qui non dobbiamo fare altro che fare un comitato subito e non sentire questi davanti. Lui con la scatola magica ci porta come dice eccetera. Dobbiamo fare immediatamente un comitato con tutti i presidenti delle circoscrizioni, con tutti, perché poi non passerete state tranquilli, non passate. Caro assessore, lei deve rispondere a queste cose, perché dopo 6 anni dopo 6 anni su questo problema non avete fatto una conferenza ai cittadini, è da vergognarsi. Per far passare ancora una volta un progetto capestro del territorio e per le popolazioni che vivono intorno. Già siamo stati massacrati, è diventato una terra di conflitto. Qualcuno ha nominato e tante altre fabbriche che ci hanno penalizzato. Questa situazione ci viene oggi dopo la pensa 6-7 anni un impianto di biomassa senza che nessuno sapesse niente. Niente, dice perché io la vedo, ha detto questo signore perché mi è dispiaciuto che non c'è nessuno, non ci stava la gente. Non ce lo fare, assolutamente. Cominciamo a fare un'assemblea nostra dove la gente possa intervenire e poi la sala perché il proprio posto e perché la gente se ne è andata. Dopodiché facciamo questo comitato, devono essere tutti i presidenti e i tecnici per cominciare a discutere